A volte mi chiedo se ci rendiamo conto di quanto sia importante il lavoro delle forze dell'ordine per la nostra tranquillità quotidiana. Quello di cui vi parlo oggi ne è un esempio lampante. È successo tutto nella città di Cagliari, precisamente in piazza Santa Eulalia e poi in via Barcellona. I protagonisti sono due minorenni. Le accuse sono davvero pesanti, parliamo di rapina aggravata, lesioni personali e danneggiamento. Secondo le indagini questi ragazzi avrebbero brutalmente attaccato un giovane in piazza Santa Eulalia. Non solo le avrebbero strappato una colonnina d'oro, ma l'avrebbero anche picchiato con calci, pugni e persino un manganello telescopico, causandogli lesioni giudicate guaribili in ben 30 giorni. E non finisce qui. Poco dopo lo stesso gruppo si è reso protagonista di un'altra violenta aggressione ai danni di due clienti in un locale in via Barcellona, causando ulteriori lesioni e purtroppo anche gravi danni alla rete del locale. Parliamo di atti che minano proprio l'ordine pubblico e la sicurezza, capite? Ma come si è arrivati a loro? Qui è entrato in gioco l'eccezione del lavoro investigativo della Polizia di Stato, in particolare della squadra mobile della Questura di Cagliari. Hanno condotto un'attività davvero complessa e approfondita. Pensate che sono state analizzate le immagini di sistemi di videosorveglianza, una risorsa ormai fondamentale oggi per le indagini, e sono stati fatti riconoscimenti fotografici oltre all'ascolto delle vittime e dei testimoni. Insomma, hanno raccolto prove concrete e gravi elementi di responsabilità a carico di questi ragazzi, un lavoro davvero determinante. E c'è un dettaglio che rende la vicenda ancora più complessa e, se vogliamo, preoccupante. Questi due minorenni, secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbero agito in concorso con ben 3 maggiorenni. Lo scorso 30 giugno erano già state eseguite delle misure cautelari anche nei confronti di questi adulti, tutti indagati per gravi episodi di violenza che si sono verificati la notte del 9 marzo del 25 in quella città. Un quadro un po' inquietante, non trovate? Vedere giovani coinvolti con persone più grandi in dinamiche così violente? Il risultato di questa collaborazione efficace tra Polizia di Stato e autorità giudiziaria è che questi due minorenni ora sono stati collocati in una comunità su ordine del GIP del Tribunale per i minorenni. Non è una condanna definitiva questa, ma una misura cautelare, un modo per fermare tempestivamente atti che minano l'ordine pubblico e la sicurezza, garantendo così la protezione della comunità. È un segnale forte, un tentativo di intervento prima che la situazione possa degenerare ulteriormente. E anche questo episodio ci fa riflettere molto sul tema della criminalità giovanile e su quanto sia cruciale la presenza e l'efficacia delle nostre forze dell'ordine per mantenere la sicurezza nelle nostre città. Secondo voi, misure come il collocamento in comunità sono sufficienti per prevenire futuri episodi di questo tipo? E qual è il ruolo della comunità, di noi tutti, nel supportare i giovani e prevenire che cadano in queste spirali di violenza? Fatemelo sapere nei commenti, come sempre il vostro parere è fondamentale. Alla prossima!